Uff. Che sfaticata, mamma mia. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo spero che sia il ritorno in sella definitivo. Come avete visto nelle ultime settimane, o meglio negli ultimi 3 mesi, sono stato KO con 1000 malattie e altre cose. Quindi adesso si tratta solo di tornare pian pianino a recuperare. Oggi MTB, finito abbiamo fatto 14-15 km, siamo venuti su da San Martino sul San Michele, che di solito era una roba easy, cotto, Matteo e Davide, lo sprint! Subito linea sbagliata. Boh, abbastanza asciutto, no? Ah, ho sbagliato. Opla. Sì, sì, giusto. Mamma mia che salvataggio, tutto fuori. Bloccaggio! Canali. Scusa. Ah, sbagliato tutte le linee che potevo sbagliare. Interno dove devo stare esterno, esterno dove devo stare interno. Mamma mia.
Lungo e lungo anche qua per effetto della curva precedente. Mia sapone. La gravità. Ah, adesso? Sì, anche me. Ma immaginavo che te frenavi anche te. Sempre bello questo, viscido come sapone. Ciao, alla prossima! Ciao. 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 Vediamo se mi ricordo due linee di qua. Madonna che scivoloso.
Chiudo il video del mountain bike mentre provo a allenarmi sui rulli in una giornata piovosa. Questo vi dà l'idea della mia disabitudine a filmare. Ho passato troppo tempo dagli ultimi video. Mi provo ad allenare indoor, oltre che a fare qualche uscita di corsa a piedi per cercare di recuperare. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video mountain bike. Alla fine abbiamo fatto il più classico dei giri qua in zona, un giro che abbiamo fatto 100 milioni di volte da quando abbiamo iniziato ad andare in mountain bike. Finalmente eravamo il gruppetto, diciamo, dei primi che hanno iniziato ad andare in bici nella mia compagnia, quindi è stato bello anche per questo. Lasciatemi un commento per sapere se vi è piaciuto, se volete chiedere qualcosa. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare un video in cui vi parlo non tanto di quanto sono stato male negli ultimi 3 mesi, ma di come sto provando a darmi una regola per cercare di recuperare un po' di condizione in vista della stagione di quest'anno. Aperta e chiusa parentesi, anche quest'anno, essendo stato male, mi sono giocato la Strade Bianche, che sarebbe stato il primo appuntamento di stagione, e non vedo l'ora di rifarla, o meglio, di ripedalare sul percorso dopo aver fatto il brevetto Strade Bianche. Se non avete visto i video ve li lascio linkati nella info in alto a destra. Fatemi sapere se potrebbe interessarvi un video sul recupero della condizione, sulla ripresa della condizione, perché magari alcuni di voi, e so che in diversi mi avete scritto, sono stati male, chi più, chi meno, chi uguale a me, con influenze e malattie varie. Beh, ci vediamo al prossimo video, auguratevi buona fortuna con questa sessione di rulli da 1 ora e 45. Ciao!